Bortoin, ma che gli è successo? Mi sono spaccato il polso, precisamente è l'osso, quello che usa i migranti per venire qua. Come si chiama? Sia più chiaro. Sì, è il scafoide, ecco. Vabbè, comunque mi dispiace, ma è andato all'ospedale? Sì, al San Giuliano la prostata. Vorrà dire l'apostata, ma non esiste. Sì, che sono da me ed esiste e ce l'ha. No, guarda, è impossibile perché non può esserci un santo che si chiama apostata, perché apostata vuol dire rinnegatore della propria fede. Semmai sarà andato al San Giovanni l'Apostolo. Ecco, sì, l'apostrofo, quello là, l'apostrofo. Guardi, lasciamo perdere, ma almeno l'hanno curata bene? Non che c'era il primario e non che c'era neanche il secondin, ecco. Perché era un carcere, scusi, No, dopo si arriva un idraulico, ma non capiva un tubo. Incredibile, ma è arrivato poi un dottore? Sì, c'era uno ai primi armi e doveva mettere il gesso e che guarda un tutorial su YouTube come mettere il gesso e poi mi ha detto si prenda un tutore e mi ha risposto argami, non so mia minorenne, cosa fa il tutore? Vabbè, per il resto vuole con l'occasione dire qualcosa sulla sanità? E c'era uno ospedale di musicisti. Ah, davvero? Sì, che c'era Teddy Rene che c'era venuto per dei calcoli. Non so se mi spiego. Per favore, dai. Dopo che c'era un duo famoso. Sentiamo, quale duo? Il duo Deno. Ecco. Ma lei è incredibile. Poi? Dopo che c'era mio cugino che sei a Trieste e fa il cantante con l'orchestra del Liscio. Bravo. Insomma, c'erano tutti musicisti. Sì, pensa che mio cugino è già sta 20 giorni a letto con l'asiatica e 10 giorni qua a Filippina. Quindi il suo cugino era ricoverato al reparto malattie infettive. No, in ortopedia, perché dopo che sta 5 giorni in letto qua a Friulana, a Moyer lo trova, hai dato una rata alle botte, io la ricoverai in ortopedia subito. E lei? E io ho trovato un'infermiera provetta che mi ha fatto un'iniezione di fiducia. Non è possibile. In conclusione, che dice? E già era uno ospedale che pareva un supermercato. Scusa. Perché un supermercato? Ciò è già tutto diviso in reparti. Pensa che a me voleva mandarmi nel reparto casalinghi, ma mi ho fermato per andare a casa, caro mio. E allora si riguardi. Anche a massa me guardo su specchio.